nuovo reduce dai trionfi in Germania, ha offerto ieri sera ai suoi fan accorsi al Palagiglia di Favara un concerto davvero unico e speciale. Dopo aver fatto il sold out la scorsa settimana a Francoforte, il cantante dell'Altra Palermo e dell'Altra Sicilia è ritornato a Favara in occasione del suo Live Tour 2009 con un concerto tutto suo. Primo concerto ufficiale a Favara, mi aspetto un sacco di persone che mi vogliono bene, fan che aspettano questo forse da un paio di mesi, perciò mi fa piacere esaudire i loro desideri, magari con una foto e con un autografo. E sei entrato anche nelle case degli italiani grazie alle TV nazionali, come ci sei riuscito? Ci sono riuscito penso con la semplicità, con l'umiltà, penso che siano le cose che ti fanno vincere nella vita. Io ci sono riuscito per la forse giovane età, forse per il periodo, forse per il momento giusto. Era questo il momento giusto, ci abbiamo tentato da quando ero piccolissimo, ci stiamo riuscendo pian piano adesso, spero di andare veloce ma bene. Davvero grande l'organizzazione del suo staff che con balli, coreografie ed effetti di luci ha davvero coinvolto il pubblico presente. Ciao Favara, da Agostino. Ignazio, Harold Garcia Saur. Ciao da Antonio Santoro. Alex Decente. Ciao da Piero Sala. Marcello il papà di Tony. 2 ore di spettacolo in cui il cantante ha esibito il best of della sua più quindicennale carriera musicale, da Amami adesso a Volano i vestiti, senza dimenticare i brani tratti da Si accettano scommesse, il suo ultimo CD. L'attesa del suo primo concerto a Favara è stata esaudita per i tanti fan che hanno cantato a squarciagola i suoi brani. Tu perché sei qua? Io perché sono una fan di Tony Colombo. Da quanto tempo? 6 anni. Una canzone di lui che ti piace in maniera particolare. Scusa se ti chiamo amore. Cosa vi piace delle sue canzoni? Beh, l'amore. Usa tanto amore. C'era invece chi, come questa ragazza, ha approfittato dell'evento per passare una serata diversa. Cosa ti piace di Tony Colombo? Niente. E perché sei qui? Di passare il tempo. Noi, prima del concerto, ci siamo intrufolati nel camerino e scherzato un po' con lui. I 7 nani con i nomi? Pisolo, Mammolo e basta, questi sono. Pisolo perché dorme come me. Ad organizzare l'evento a Favara, Maria Paternò. Maria Paternò, hai lavorato tantissimo, finalmente ci sei riuscita, stasera al grande spettacolo di Tony. Sì, non può che essere una soddisfazione, visto le grandi fatiche che ho avuto fino ad oggi, le ansie e le paure che non si potesse fare per qualche inconveniente che si è arrecato, che con la mia tenacia da piccola ragazza sono riuscita a superare. Alla grande, sì, appunto, non mi veniva il termine, scusate. E appunto stasera è una bella soddisfazione vedere Tony Colombo qui al Palasport Antonio Giglia e vedere alle mie spalle i giovani che si stanno divertendo e vedere i cartelloni con la scritta "Sei la nostra favola", perché le canzoni possono rappresentare possono raffigurare le storie e uno ci si rispecchia, ecco. Un bacio a tutti gli amici di Sicilia TV da parte di Tony Colombo. Ciao a tutti.